Buongiorno a tutti. Oggi abbiamo l'audizione sempre sui temi ambientali del territorio del Maniaghese su specifica richiesta del sindaco di Maniago e del sindaco di Fanna. Ritengo utile fare anche questa, ho ritenuto insieme con l'assessore che qui ringrazio, di fare questa audizione per un motivo di completezza di dati, per completezza di informazioni a tutta la Commissione. Io vi comunico che ho in approvazione il verbale numero 30 della Commissione, che se entro la fine della seduta non avrò controindicazioni lo riterrò approvato nella sua interezza. Passo la parola all'assessore per un saluto. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Io ovviamente sono qua principalmente per ascoltare e per dare risposte ai sindaci nell'ottica di quella che è la nostra mission, ma soprattutto quello che dal primo giorno ho voluto fare, cioè che sia un palazzo di vetro trasparente, non una torre d'avorio irraggiungibile, come mi capitava spesso quando ero Presidente della provincia, e quindi in quest'ottica i sindaci sono benvenuti e quando non vado a trovarli e vogliono venire loro qui in commissione sono i benvenuti. Per quanto riguarda lo specifico del loro territorio, lo sapranno già, ma per chi ancora non lo sapesse, l'ARPA nei progetti del 2020, che ovviamente sono condivisi, anzi linee guida vengono date dal mio assessorato, è previsto un focus proprio sul vostro territorio dedicato. Quest'anno il focus era sull'area del Monfalconese, quest'anno invece è proprio sul vostro territorio. Quindi l'attenzione c'è ed è massima proprio per andare a attenzionare quelle che sono le problematiche ambientali del vostro territorio. Io altro non aggiungerei perché siamo qui per sentire loro e dare risposte puntuali. Grazie. Grazie Assessore. Io partirei dando la parola al Sindaco Andrea Carli del Comune di Maniago. Grazie Presidente, grazie Assessore, un ringraziamento a tutti i membri della Commissione oggi presenti. Riteniamo che sia un'occasione importante questa per fare un po' il punto di quella che è la situazione legata allo stato di salute del nostro territorio. Occasione che in qualche modo auspicavamo sia io che il mio collega sindaco di Fana, Demis Bottecchia, che certamente avrà modo poi di intervenire, auspicavamo fosse un'occasione in qualche modo favorita dalla Commissione stessa o dall'assessore stesso, perché noi in qualche misura abbiamo appreso dai giornali che c'era stata un'audizione dei comitati legata un po' all'espressione del loro assolutamente rispettabilissimo punto di vista rispetto a quella che è una situazione ambientale. Noi non siamo qui per dare ovviamente versioni diverse, siamo qui semplicemente a rappresentare il fatto che in qualità di amministratori dei nostri territori siamo i responsabili per quello che riguarda la salute dei nostri cittadini e quindi anche per confermare che il nostro ruolo è quello di massima attenzione a che le attività produttive possano svolgersi e quindi anche lo sviluppo economico nel pieno rispetto dell'ambiente e della salute dei cittadini. Siamo qui ovviamente anche per un po' fare il punto di quello che è stato il lavoro di anni di collaborazione fra le amministrazioni locali e le istituzioni che si occupano di tutela dell'ambiente e tutela della salute dei cittadini. Perché quello che noi diciamo sempre nelle occasioni dei consigli comunali o degli incontri con i cittadini è che noi siamo i responsabili della salute
e in qualche modo agiamo anche in base a quelle che sono le risultanze degli studi che ARPA e azienda sanitaria effettuano nel corso degli anni. Come potrete vedere, poi attenderemo anche la parola e gli interventi dei responsabili che sono intervenuti qui oggi per l'azienda sanitaria e per l'ARPA. Il lavoro che è stato fatto in questi anni è stato veramente un lavoro molto importante. Quindi ringrazio certamente l'assessore Scoccimarro per ciò che farà la Regione in questi anni futuri e per mettere ulteriormente a fuoco eventuali aspetti che non fossero già stati focalizzati e sviluppati in questi anni. Va però sottolineato che sono almeno 10 anni che gli interventi di monitoraggio nel nostro territorio avvengono in modo costante e quindi diciamo che le situazioni, almeno a nostro avviso, per quelle che saranno le risultanze che verranno espresse poi dall'azienda sanitaria e dall'ARPA, almeno fino ad oggi non ci hanno fatto indurre in allarmismi comparabili a quelli che ci sono in altre zone della Regione o in altre zone d'Italia. Siamo certamente disponibili a preoccuparci, e lo saremo, nel momento in cui le istituzioni che sono preposte al controllo e alla tutela della salute e anche dell'ambiente ce lo dovessero dimostrare con dei dati. Quello che è emerso così anche nella dialettica con i comitati è che c'è sempre stata una sorta di contrapposizione di analisi, di verifiche, eccetera, e quello che noi abbiamo sempre, almeno io personalmente, ho sempre tenuto a sottolineare è che per me le istituzioni e quindi tutti gli studi e anche i laboratori che vengono utilizzati dalle istituzioni stesse rappresentano il massimo grado di affidabilità. Quindi da questo punto di vista io non posso che confermare la mia totale fiducia in azienda sanitaria e ARPA. Noi consegneremo alla stessa stregua di quello che ha fatto il sindaco di Fanna degli elaborati e quindi anche verrà messo agli atti tutto quello che è stato il frutto di studi corposi che sono stati realizzati nel corso di questi anni. Posso aggiungere che ovviamente nella zona del Maniaghese esiste fortunatamente, grazie a Dio, una zona industriale molto sviluppata, dove ovviamente c'è una forte concentrazione di aziende, quindi il problema non è che non esista, esiste certamente un problema di potenziale impatto ambientale, ma che verrà ulteriormente monitorato anche dal consorzio industriale stesso. Questa è una doverosa premessa che faccio a cappello di quella che sarà invece la cosa molto più importante di questa audizione, e cioè diciamo l'elenco di tutti gli studi che sono stati effettuati dalle realtà istituzionali preposte al controllo, quindi sia da ARPA che da azienda sanitaria. Grazie. Grazie Sindaco. Io devo uscire 2 minuti, mi faccio sostituire dal consigliere Basso, vicepresidente, e rientrerò perché ho una persona che mi aspetta fuori. Quindi mi dicono la parola al sindaco Denis Bottecchia. Buongiorno a tutti, vi ringrazio per l'opportunità che ci viene data in questa occasione. Noi abbiamo preso dalla carta stampata nei mesi scorsi che c'era stata un'addizione da parte dei comitati in cui sono state espresse alcune affermazioni nelle quali venivano messo in dubbio il ruolo dei sindaci a livello della tutela dell'ambiente, e questa è un'occasione che ci state dando per dimostrare che propriamente non è andata così. Quindi, come mi era stato richiesto nella giornata di ieri, ho depositato la memoria che leggerò quest'oggi, più i rapporti sui biomonitoraggi, le esclusive conclusioni, non tutte la corposa documentazione che c'è a monte. Questa sono disponibile a depositarla in un secondo momento su vostra richiesta, perché si tratta di documentazione di una certa corposità, come accennavo prima, e questi risultati
sono a dimostrare insomma che l'amministrazione comunale che io presiedo dal 2009 ha sempre trattato con grande sensibilità e attenzione questo argomento, perché la salute dei cittadini deve venire sempre in primo piano per un primo cittadino, ed è quello che riteniamo di aver fatto. So che i miei uffici hanno girato alla Regione la documentazione richiesta, quindi ritengo che sia in vostro possesso. Vado quindi a dare lettura della memoria che abbiamo preparato. In occasione di una conferenza dei servizi del 2009, all'ordine del giorno della quale era stata posta la tematica dell'utilizzo in co-combustione dell'allora CDRQ all'interno dello stabilimento Cementizillo SPA, l'amministrazione comunale di Fanna aveva evidenziato l'opportunità di chiedere alla Regione di provvedere, qualora avesse rilasciato alla suddetta società tale autorizzazione, l'inserimento di un biomonitoraggio nell'area da effettuarsi a spese della ditta. A seguito del recepimento di tale proposta, nel 2012 l'allora titolare della proprietà del cementificio fannese commissionava all'Università Studi di Trieste, attraverso il professor Tretiak Mauro, docente di botanica sistematica presso l'Ateneo di Trieste e specializzato in biologia ambientale, un biomonitoraggio in un'area di circa 40 km² nelle municipalità di Fanna, Maniago, Arba e Cavasso Nuovolo. Tale monitoraggio veniva eseguito dando corso a un'attenta indagine basata sullo studio dei licheni autoctoni e licheni trapiantati. Questo tipo di analisi, ripetuta a Fanna in 2 periodi dell'anno, estate e inverno, seguiva dei protocolli standard in cui licheni, muschi o piante vascolari venivano utilizzati come bioindicatori della qualità dell'aria o come bioaccumulatori attivi e passivi di inquinanti persistenti, aerodispersi, ad esempio elementi in traccia, IPA, PCB, diossine, eccetera. Il 20 febbraio 2014 la Regione FVG rilasciava alla Cementizillo SPA di Fanna il rinnovo dell'AIA PN AIA 12-3R, prevedendo anche in tale sede una campagna di biomonitoraggio della disposizione di elementi di traccia e IPA attraverso lo studio dei licheni, da effettuarsi l'anno successivo al primo conferimento del CSS e da ripetersi trascorsi i primi 4 anni di attività. Nell'aprile 2017 veniva effettuato il primo conferimento di CSS presso l'impianto del cementificio fannese, ma solo nel mese di gennaio del 2018 i conferimenti venivano messi a regime. Al fine di poter dare inizio alla campagna di biomonitoraggio di cui all'AIA PN AIA 12-5, il nuovo proprietario dello stabilimento, la società Buzzi Unicem, sottoscrisse una convenzione con l'Università di Trieste, la quale prevedeva 2 monitoraggi, uno estivo ed uno invernale. Nel mese di giugno 2018, come da stipula, veniva avviata la prima fase del biomonitoraggio, quella relativa al periodo estivo, con il posizionamento sul territorio di licheni e il loro successivo prelievo nel mese di agosto, e spedizione a diversi laboratori scelti dall'Università di Trieste e dal professor Tretiak, coordinatore dello studio. La seconda fase della campagna, ossia quella invernale, vedeva il posizionamento nel mese di febbraio di licheni che, come da protocollo, venivano successivamente prelevati e consegnati ai laboratori incaricati della loro analisi. Il mese di agosto tali laboratori hanno consegnato il loro rapporto all'Università di Trieste che, ottenuti i dati annuali del monitoraggio, sta ora predisponendo il proprio studio conclusivo in merito al biomonitoraggio ambientale richiesto dalla Regione a seguito del primo anno di utilizzo a regime del CSS. Di tale studio stiamo aspettando copia. In allegato alla presente nota vengono depositate le conclusioni dei biomonitoraggi a nostra disposizione e su richiesta della Regione siamo disponibili a fornire la documentazione integrale degli studi in nostro possesso. Ribadisco, qualora siate interessati a avere tutta la corposa documentazione, siamo disponibili a fornirla. Ovviamente in questo contesto in cui ci è stato richiesto di depositare una memoria abbiamo ritenuto di allegare solo le conclusioni. Rimaniamo a disposizione. Grazie Sindaco. Io direi adesso di passare la parola al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria del Friuli Occidentale. Se non sbaglio c'è il dottor Bomben.
Cos'era il bottone? A posto? Ho qualche rapporto molto difficile con la tecnologia, questa per me è fisica nucleare. Allora, buongiorno a tutti. E vorrei prima di tutto fare una premessa. Il problema che stiamo affrontando oggi non riguarda solo Maniago e anche Spilimbergo, riguarda un po' tutto il nostro territorio. Perché in effetti, tanto per dirvi, hanno trovato diossina nell'Himalaya, quindi non c'è che... Vorrei farvi solo un breve resoconto di quello che è stato fatto per quanto riguarda l'azienda sanitaria, poi per quanto riguarda l'ARPA ne parlerà la dottoressa Del Bianco. Premessa importante, tutto quello che è stato fatto, tutto il lavoro fatto dal 2014 fino ad oggi, c'è stata sempre una stretta collaborazione sia tra istituzioni, ovvero gli enti locali, l'ARPA e noi del Dipartimento di Prevenzione dell'azienda numero 5. Ci tengo a precisare perché nonostante le difficoltà del nostro lavoro siamo riusciti invece a fare delle buone cose e abbiamo lavorato bene insieme ottenendo anche dei buoni risultati anche a livello scientifico. Come tutti sappiamo questa vicenda è partita su una ricerca fatta da privati nel 2011. L'azienda sanitaria che io rappresento ha iniziato a fare i primi controlli dopo un paio d'anni. Devo riconoscere che però non abbiamo utilizzato una metodologia scientifica adeguata. In effetti abbiamo usato un numero di campioni non adeguato e non abbiamo tenuto conto delle ricadute sul suolo delle possibili fonti di emissione. Solo nel 2015 abbiamo iniziato a utilizzare questi parametri grazie anche all'aiuto indispensabile dell'ARPA e abbiamo iniziato a fare dei campioni sulle matrici biologiche, essenzialmente su uova e carne di pollo. Comunque qua ribadisco che la matrice biologica per eccellenza è rappresentata dalle uova, perché sono quelle che raccolgono per l'alta concentrazione di grassi, sono dei forti recettori di diossina e PCB. Nel frattempo l'ARPA, e poi parlerà la dottoressa Del Bianco, ha fatto dei bellissimi studi sul terreno. Noi abbiamo utilizzato le nostre conoscenze scientifiche con l'Istituto Zooprofilattico di Teramo, che è il riferimento nazionale come laboratorio per la ricerca della diossina e dei PCB nelle matrici biologiche, e utilizzando le loro competenze abbiamo fatto, io ritengo, un bello studio che è stato anche presentato e che verrà anche presentato a ottobre nel congresso nazionale della società di igiene, in cui sono state utilizzate matrici biologiche uova su più di 20 punti di raccolta, basandoci sui criteri di dispersione al suolo delle possibili fonti di emissione. E i risultati quali sono stati? Se io dovessi ragionare in termini da cittadino, direi rassicuranti, perché solo su 3 campioni abbiamo trovato dei limiti di azione più elevati rispetto alla norma. Limiti di azione, attenzione, non è che il prodotto non può essere consumato. La normativa dice che il limite di azione è stabilire che dove è stata trovata questa positività più elevata rispetto alla norma, noi dobbiamo fare delle indagini. Quindi su 3 punti. Abbiamo fatto anche le indagini su questi 3 punti e abbiamo trovato alcune difformità anche di gestione. Ma io vorrei che non è questo il problema sulla gestione dei terreni dove ci sono queste galline, eccetera. Non è questo il problema. Il problema è un altro. Io credo che sia forse giunto il momento di affrontare il problema nel suo complesso, ovvero riuscire a dare gli strumenti a noi tecnici, a noi anche all'ARPA, di riuscire a fare delle valutazioni che tengono conto delle emissioni complessive, non del singolo punto di emissione. Le emissioni complessive della zona in cui va a impattare il nuovo impianto, la nuova richiesta di ampliamento. Questo perché? Perché da una parte questo ci consentirebbe di avere una visione, come ho detto prima, complessiva della situazione ambientale. Secondo, potremo intervenire in maniera puntuale sulle possibili fonti in cui ci sono dei livelli di emissione che possono essere, pur essendo nella norma, possono però contribuire ad aumentare il livello di ricaduta al suolo di emissioni all'atmosfera di queste sostanze. La normativa attuale non consente di fare questo tipo di lavoro. Noi, quando diamo i nostri pareri, lavoriamo sulla singola richiesta della singola azienda che ci chiede il singolo parere. Porto ad esempio il parere che stiamo dando sulla Bioman adesso.
E quindi credo che la parte decisionale debba fornirci questo strumento per consentire a noi di riuscire a dare dei pareri il più congruenti possibile. Questo anche perché noi abbiamo fatto anche delle indagini epidemiologiche sulla possibilità di determinate malattie nei territori di ricaduta, quindi sui comuni di Maniago, Fanna. E abbiamo trovato che i dati non possono essere confrontati perché a livello statistico i numeri sono troppo bassi, e quindi fare delle considerazioni epidemiologiche tipo quelle che sono state fatte all'Ilva di Taranto da noi non è possibile, proprio perché ci manca la validità statistica dei numeri che abbiamo. È per questo che è importante, almeno dal nostro punto di vista, riuscire a fornire a noi il maggior numero di elementi per riuscire a capire l'effettiva ricaduta delle eventuali nuove emissioni o delle emissioni attuali che ci sono sulle matrici biologiche. Una proposta che abbiamo fatto e che illustreremo domani al tavolo tecnico ambiente e salute proprio qui in Regione è quella di fare adesso dei lavori, delle ricerche sulle matrici umane, ovvero sangue e urine. Vorremmo utilizzare una metodologia simile a quella che è stata effettuata in Piemonte per l'inceneritore di Torino, in cui sono stati esaminati uno studio che sta durando da 3 anni, quindi non è una roba, oltre che avere costi non da poco. Lo studio che si rifà primo sulle indagini sui lavoratori che sono esposti, secondo sulla popolazione esposta alle ricadute delle emissioni, terzo su una popolazione che non è esposta alle ricadute nella zona interessata. Dal punto di vista epidemiologico e anche statistico il lavoro è molto complesso perché da una parte richiede la fattiva partecipazione della popolazione, se manca non abbiamo dati a sufficienza per elaborare. Secondo, è complesso perché anche comporta la compilazione di questionari per riuscire a trovare le possibili cause di eventuali patologie, possibili collegarle non solo alle fonti di emissione, ma anche a stili di vita, queste cose qua che possono incidere su patologie, sto pensando a certi tipi di neoplasie, che possono essere correlate anche alle possibili fonti di emissione. Terzo, la raccolta di dati, che non è da poco. Quarto, e infine, la ricerca di laboratorio, quindi l'indagine su PCB, metalli e diossine in queste matrici umane, che costa parecchio. Tanto per dirvi, un'analisi su una matrice biologica di queste sostanze costa dagli 800 ai 900 euro, una, tanto per dirvi un po' i costi. Le ricerche sono state fatte, i dati, io dovrei dire rassicuranti, però per il principio di precauzione che mi hanno insegnato ci penso 8 volte prima di dirlo. Diciamo che la situazione che è nel Manieghese non è assolutamente paragonabile a quella in altre parti d'Italia, per nostra fortuna. Ciò vuol dire anche che i nostri livelli di attenzione devono essere sempre mantenuti costanti. Chiediamo strumenti per riuscire a controllare sempre meglio la quantità di emissioni. Terzo, la possibilità di espandere queste modalità di controllo anche in altre zone. Sto pensando al problema della Mistral a Spilimbergo, quindi utilizzare una metodologia simile anche nello spilimberghese. Ma questa cosa qua vale per altre zone della nostra regione in cui l'impatto è notevole. È inutile che faccia nomi, Monfalcone, Trieste, quindi è quasi pleonastico. Ribadisco, dateci strumenti anche legislativi per poter lavorare in meglio per la tutela della salute dei cittadini. Grazie. Grazie a lei. Passo per la conclusione, dopo ripasso al sindaco di Maniago che ha chiesto la parola. Passo la parola all'ARPA, alla dottoressa Corindia Del Bianco, giusto? Parla il direttore Canalia? Sì, scusi. Dov'è? Dov'è il direttore? Ah, ok. Direttore generale direttamente. Via. Ubi Maior. Ubi Maior. No, funziona. Va? Si è acceso? Ok. Buongiorno a tutti. Ci ritroviamo su un tavolo, ricordo che ero appena insediato, ai primi di luglio c'è stato l'altro appuntamento con i comitati.
Io vorrei dire solamente alcuni concetti, perché per quanto riguarda i numeri, diciamo, abbiamo distribuito una breve relazione oggi e anticipo questo, l'ha già sottolineato in apertura l'assessore, consapevoli che diciamo, questo riveste l'argomento è importante ed è importante per i nostri cittadini della nostra regione. Nel programma di attività del prossimo anno noi abbiamo inteso trattare il Magnaghese dedicandogli un focus particolare, come adesso potete già vedere quest'anno, ad esempio sul nostro sito c'è il focus della Ferriera e il focus sul Monfalconese. Del prossimo anno troverete il focus sul Magnaghese, quindi una possibilità per tutti di essere aggiornati in tempo reale di quelle che sono le condizioni ambientali del Magnaghese. Rispetto a luglio qualche novità l'abbiamo. Se parliamo ad esempio del cementificio Buzzi, abbiamo avuto i risultati delle analisi a camino fatte in collaborazione con l'ANPA Lombardia e sono rassicuranti, cioè, i limiti sono ampiamente rispettati. Per quanto riguarda il discorso del lavorare insieme, quindi del focus, vorrei evidenziare quello che si sta facendo col consorzio NIP di Magnago, che è un modo di procedere per conto mio molto, molto efficace. Quindi noi stimoliamo le stesse aziende a lavorare assieme a noi per l'ambiente, quindi stimoliamo comportamenti virtuosi. Recentemente, proprio in questi giorni, ci è arrivato una prima proposta tecnica dal NIP come sviluppo e implementazione di un modello per la valutazione e il controllo degli impatti generati dalle aziende insediate presso il consorzio per il nucleo di industrializzazione della provincia di Pordenone. Questo è il mio metodo di lavoro, cioè lavorare assieme ai cittadini, alle istituzioni, alle imprese per il bene, per l'ambiente, per il benessere, quindi la salute e anche le condizioni ambientali del nostro territorio. Bene. Ovviamente ovviamente continuiamo sul discorso del monitoraggio dei suoli per supportare l'azienda sanitaria nelle sue valutazioni dal punto di vista della salute. Per quanto riguarda la partecipazione dei cittadini, voglio ancora una volta ricordare che tutti i processi di autorizzazioni, da partire dallo screening di via per arrivare alla via per passare alla VAS, hanno dei momenti di consultazione pubblica. Noi siamo sempre molto attenti agli input che riceviamo dal territorio. Siamo un'azienda, un ente pubblico, diamo servizi, vogliamo che i cittadini siano consapevoli di questo. È uno dei miei impegni, e sto sensibilizzando molto i miei collaboratori, è proprio quello di comunicare, quindi comunicare quello che si sta facendo e lavorare assieme per l'ambiente. Bene, ha richiesto la parola il sindaco di Magnago, il dottor Carli. Grazie. Di fatto, ecco, mi fa piacere che vengano confermate un po' uno stato d'animo che forse può essere riassunto con la parola attenzione e che molto spesso viene invece sostituita da alcune parti con la parola allarme. Quindi io sono contentissimo che ci sia la massima attenzione verso una realtà territoriale dove è evidente la concentrazione delle attività produttive. Però quello che sta emergendo è che tutte le parti coinvolte, quindi amministratori, l'azienda sanitaria, l'ARPA, eccetera, ma anche il consorzio industriali stesso, stanno cercando di lavorare insieme per monitorare,
quindi quelle che sono le possibili risultanze, non con l'intento di nascondere ciò che magari potrebbe essere di pericoloso, ma per farlo risultare, se dovesse essere, nella misura più rapida possibile per poterci porre rimedio. È chiaro ed evidente che ciò che è stato fino ad oggi e che forse ha rappresentato un limite per quella che è un po' la valutazione di impatto ambientale delle realtà produttive, è che noi abbiamo delle aziende che, prese singolarmente, sono tutte rispondenti ai requisiti legati all'autorizzazione integrata ambientale. Però, come diceva Totò, siccome è la somma che fa il totale, bisogna cominciare invece a considerare una zona, un territorio, come diceva il dottor Bonben, nella propria intierezza, perché è innegabile che all'interno del comune di Maniago e non solo vi siano numerose aziende ad impatto ambientale che però sono tutte in regola e vanno tutte quante quindi a rispondere ai requisiti loro richiesti. Io rapidissimamente, giusto poi per dare anche un po' di risalto al documento che vi consegneremo e che fa un po' il paio con quello che è già stato consegnato ieri dal sindaco di Fanna, vado ad elencare un po' tutti quelli che sono stati, ci metterò veramente 1 minuto e mezzo, tutti i lavori che sono stati condotti dal 2014 in poi. L'attuale amministrazione di Maniago che io rappresento è in carica dal 2012, quindi in pratica si è ritrovata con una situazione dove all'epoca sui giornali c'era appunto soprattutto la notizia di questo polo alla diossina che era stato analizzato diciamo autonomamente. Nel 2012 venne realizzato lo studio da parte dell'Università di Trieste per conto della Cementizillo e che è ciò di cui vi ha reso conto il sindaco di Fanna. 2014-2015, sempre per quello che riguarda diossina e PCB, sono stati effettuati controlli dall'azienda sanitaria. Nel 2016 ne ha condotti altri, sempre su campioni di pollo, eccetera, quindi matrice vivente ma legata più che altro ai polli. Dopodiché siamo passati alle uova. Nel 2017-2018 invece l'ARPA ha condotto analisi sulla presenza di diossina e PCB nei terreni, da cui le risultanze praticamente hanno diciamo, fugato quella che poteva essere l'impatto delle aziende produttive. Anzi, credo che, vado a memoria, ma poi in questo pacco di risultanze viene riportato, l'unico lotto di terreno che presentava delle complicazioni era in una zona completamente al di fuori di quella che poteva essere anche la direzione dei venti, eccetera, e che faceva riferimento ad un'azienda produttiva chiusa ormai 15 anni fa. Nel 2018 una delle aziende della nostra zona industriale, Pandolfo, ha fatto, avvalendosi di un laboratorio accreditato, alcuni campionamenti sui terreni nei pressi dello stabilimento, dati poi verificati da ARPA. Sto parlando sempre di diossine. Nel 2018 ARPA effettua un'ulteriore analisi sulla qualità dei suoli per mezzo dell'analisi degli artropodi, che sono degli insetti. 2018-2019 l'analisi su uova e foraggi condotta dall'azienda sanitaria, che è quella di cui vi parlava prima il dottor Bonben, quindi con una gran quantità di uova, di cui solo 3 uova, stiamo parlando, dottor Bonben, credo di 200 uova, una cosa del genere, ecco, 240 uova. Il supporto da parte dell'amministrazione è stato anche nel convincere i cittadini a partecipare a questo tipo di rilevamenti, perché capite bene che non è così semplice trovare una grande distribuzione per poter avere un campione significativo. Ecco, quindi la collaborazione sta anche in questi termini. Su 240 uova, 3 uova presentavano dei livelli non al di fuori dei livelli massimi, ma presentavano dei livelli di attenzione. E come è stato sottolineato dal dottor Bonben, questo può essere anche legato alla gestione del pollaio. Ricordiamoci che all'interno di un pollaio ci possono essere 1000 problematiche, come il trattore che sporca il terreno, possono fare la griglia, quindi ecco, da questo punto di vista ci può essere qualsiasi tipo di problematica. Poi c'è stata nel 2018 l'analisi dell'ARPA con i deposimetri. Questo per quello che riguarda le analisi su diossina e PCB. Per quello che riguarda la qualità dell'aria in generale, dal 2012
2011 credo la Comunità Montana ha acquistato, Comunità Montana del Friuli Occidentale, aveva acquistato una centralina per l'analisi una stazione rilocabile per il rilevamento della qualità dell'aria. E questa centralina praticamente fino allo scorso anno ha stazionato praticamente in 3 luoghi del comune di Maniago, quindi a ridosso della zona industriale, nei pressi dell'abitato di campagna e sempre nella zona industriale vicino anche all'asilo nido. Poi ci sono state anche analisi per quanto riguarda, ovviamente sto parlando di Bioman a questo punto, la qualità degli odori. 2014 Università di Udine insieme all'OD, che è un'azienda che si occupa appunto di analisi sempre sulle emissioni d'origine, ha effettuato dei rilevamenti e poi, giusto per dare una ulteriore informazione legata anche all'attività che viene svolta da amministrazioni e anche dagli enti preposti, proprio adesso, diciamo in questo ultimo anno e mezzo, è in corso un procedimento autorizzativo che riguarda Bioman, che ha richiesto di fare un ampliamento dello stabilimento proprio anche con alcuni interventi atti a limitare l'emissione odorigena, e l'amministrazione comunale di Maniago insieme all'azienda sanitaria non c'era nessun obbligo, ma hanno chiesto e ottenuto di realizzare una valutazione di impatto sulla salute, quindi una sorta di monitoraggio attraverso la somministrazione di questionari e che ha portato a dei risultati importanti che sono stati condivisi nella commissione consiliare in Comune di Maniago la scorsa settimana e che però non sta a me dirlo, dovrebbe dirlo il dottor Bomben, in qualche modo porteranno ad una autorizzazione ma con delle restrizioni. E questo è un processo molto importante perché alla fine c'è anche un aspetto partecipativo nei confronti della popolazione, che quindi in qualche modo viene chiamata anche ad esprimere impressioni, valutazioni e soprattutto anche a conoscere maggiormente quelli che possono essere i progetti di sviluppo delle aziende. Chiudo con un'ultima nota. Mi spiace, stamattina doveva essere con noi anche il rappresentante del consorzio industriali, ma lo abbiamo beccato in autostrada con la pompa dell'acqua scassata, quindi speriamo che il carro attrezzi lo stia recuperando. Ecco, tanto per dare l'idea di come si cerchi di procedere insieme, perché da questo punto di vista noi riteniamo che lo sviluppo e quindi l'attività produttiva debba essere compatibile con le condizioni ambientali e le condizioni di salute dei cittadini. Il NIP, quindi che è il Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione della provincia di Pordenone, che ha sede a Maniago, sta avviando, o meglio sta predisponendo insieme all'Università di Udine a un progetto legato allo sviluppo e all'implementazione di un modello per la valutazione e il controllo degli impatti generati dalle aziende insediate presso il consorzio stesso, cioè esattamente il lavoro al quale credo stiano iniziando a lavorare ARPA e azienda sanitaria per valutare l'aspetto sistemico. Quindi la prima cosa che io ovviamente farò uscendo da questa commissione, se non lo ha già fatto il presidente del NIP, del Consorzio Industriali, sarà quello di mettere in contatto il presidente, quindi il consorzio, con ARPA e azienda sanitaria per cercare di lavorare in modo coordinato. Grazie. Grazie a lei. Io do la parola adesso ai consiglieri che me lo richiederanno. Adesso ho Onsel, consigliere Conficoni. Bene, partiamo con il consigliere Onsel. Grazie ovviamente per questa occasione, è sempre molto importante venire a conoscere direttamente tutti gli aspetti di una problematica poi delicata come questa e quindi ho delle domande perché quello anche è l'unica cosa che in un'audizione poi in realtà si può fare la domanda ce l'ho una domanda per il dottor Bomben e in realtà sono due
le domande, anche se la prima diciamo, parzialmente mi è stato risposto, quindi diciamo, pongo prima quello più importante. Ha concluso il suo intervento dicendo per favore dateci degli strumenti legislativi. Ecco, però non ha articolato bene che cosa diciamo, intendesse, no? Su quali strumenti legislativi per poter fare diciamo, questo anche monitoraggio integrato, monitoraggio olistico. Allora se diciamo, visto che quello è un po' il nostro mestiere, no? Di fare in questo momento perlomeno delle norme, mi sarebbe diciamo, interessato sapere che tipo di strumenti, perché ho capito diciamo, che ci sono degli oneri finanziari, diceva ci vogliono 800 euro per un'analisi, allora sarebbero strumenti finanziari in quel senso, però diceva no, degli strumenti legislativi, ecco, questo mi sembrava importante. Poi l'altro aspetto, quello sulle matrici, devo dire che in particolare quello sulle uova, mi aveva lasciato un po' diciamo, perplesso, poi ho saputo dal sindaco che di uova sono state analizzate 250, ecco, mi sembrava un po' scarno come diciamo così, protocollo, perché non ho capito in quanto tempo, in quanti giorni, in 3 anni, in un mese. Cioè avrei desiderato sapere, insomma, se uno analizza delle uova, francamente sì, volevo capire qual era la meticolosità, no? di questo, o la granularità, diciamo, la puntualità di questo tipo di intervento, solo per poterlo, diciamo così, apprezzare meglio. E poi l'altra ecco, per il direttore dell'ARPA, francamente non ho nessuna domanda perché il suo intervento, diciamo, è stato sostanzialmente sì, molto, molto generico e quindi non ho osservazioni. Avrei desiderato però certamente forse se anche riprendeva alcuni degli spunti che aveva dato l'altra volta, perché insomma repetita iuvant comunque per tutti, sì, quindi insomma, peccato, insomma, un'occasione dove potevamo rimettere a fuoco, ma sì, no, lo so, però insomma siamo venuti qui e si poteva appunto approfondire. E la terza domanda quindi ce l'ho, per il sindaco invece Carli, il quale ha citato appunto questo tema sul quale anch'io appunto avevo riflettuto da molto tempo, ed è quello sulle emissioni d'origine. Aveva detto che erano state fatte appunto delle analisi sulle emissioni d'origine, allora volevo conoscere l'esito di queste analisi e anche lì appunto se vengono fatte, perché per esempio nell'audizione che avevamo diciamo, ascoltato con i comitati, questo aspetto diciamo, era stato enfatizzato, no? Proprio legato a quello. Allora volevo capire se c'erano dei dati diciamo, più precisi. In quell'audizione con i comitati un altro aspetto che mi aveva un pochino colpito era, però questo certamente oggi diciamo, non se ne può far nulla, e qui esco un po' da quello che potrebbe essere diciamo, anche il ruolo che uno può avere in questa audizione. Uno dei temi era proprio l'uso di oli pesanti da parte di alcune aziende, no? di BTZ, che diciamo, è un tipo di combustibile che francamente bisognerebbe, almeno io da tempo che sto raccomandando di eliminarlo, no? Tutti questi oli pesanti di combustione sono un po' diciamo, l'ultima cosa che rimane nella raffineria, no? E quindi effettivamente su questo mi rendo conto che c'è molto difficile, visto che non sono fuori legge, però è un auspicio appunto che la nostra regione possa essere più incisiva nelle sue politiche di emissioni, qui mi rivolgo indirettamente appunto, cioè direttamente all'assessore, più incisiva, e visto che c'è un problema anche di combustibili, quindi anche di riduzioni di tutta una serie di emissioni, mettere diciamo, delle norme più rigorose, non solo perlomeno per togliere il BTZ, che sarebbero appunto questi combustibili a basso tenore di zolfo, lì addirittura c'era ad alto tenore di zolfo, dal riscaldamento urbano, ma anche diciamo, dalle aziende industriali, e quindi spero che questo diciamo, possa venire preso in considerazione. Grazie. Bene, non che io debba difendere il direttore dell'ARPA, però l'ARPA è intervenuta la volta scorsa con dovizia di dati ed ha fornito a tutti i consiglieri 4 pagine di relazione. Bene. Consigliere Conficoni, prego.
Sì, grazie Presidente, grazie anche ai sindaci che hanno chiesto questa audizione, perché è un utile, diciamo, ulteriore momento di approfondimento e di confronto su un tema indubbiamente importante, anche sentito dalla popolazione locale, come è stato ampiamente dimostrato durante la precedente audizione e come evidenzia anche la cronaca locale. Credo che gli interventi, diciamo, di coloro che hanno esposto il loro punto di vista abbiano in qualche modo evidenziato, acclarato quella che è la sensibilità delle amministrazioni locali verso la tutela della salute delle loro comunità, abbiano anche in qualche modo confermato come la situazione effettivamente sia sotto controllo, ma abbiano anche ribadito la necessità di non far venir meno l'attenzione e di fare un ulteriore salto di qualità rispetto alle verifiche e al monitoraggio degli inquinanti emessi dalle numerose industrie insalubri presenti in zona. Questo tema è già stato trattato, affrontato in quest'Aula anche in seguito a un'interrogazione che avevo presentato dopo la precedente audizione, alla quale l'assessore Scocimaro qui presente aveva risposto dando la disponibilità dell'amministrazione regionale a finanziare l'elaborazione di uno studio epidemiologico e affermando di aver, diciamo, chiesto all'azienda sanitaria pordenonese la sua progettazione. Mi pare di capire dalle parole del dottor Bomben che questo lavoro sia in corso. Volevo delle rassicurazioni per quel che riguarda i tempi e anche sia da parte del dottor Bomben che da parte dell'assessore Scocimaro la disponibilità, diciamo, ad allargare lo spettro di azione di questo studio non solo alla zona del Maniaghese ma anche a quella dello Spilimberghese, dove, lo ricordo, il Consiglio Comunale all'unanimità ha approvato un ordine del giorno che chiede, diciamo, che sollecita in questo senso l'amministrazione regionale e chiede anche che le autorizzazioni richieste di ampliamento, diciamo, di aziende di industrie insalubri già operanti sul territorio, diciamo, vengano congelate fin quando l'esito di questo studio non sia reso pubblico e non offra, diciamo, una risultanza rassicurante. Quindi all'assessore volevo anche domandare se è disponibile ad accogliere l'amministrazione regionale, questa sollecitazione da parte del Consiglio Comunale di Spilimbergo. D'altro canto la stessa azienda sanitaria pordenonese ha espresso riguardo la procedura di autorizzazione integrata ambientale chiesta dalla Bioman, diciamo, di integrazione, ha espresso la sua contrarietà a un ampliamento di quell'impianto, lasciando come intendere che da un lato la situazione in essere sia sotto controllo, ma quasi come anche che sia al limite, no? Ecco, e quindi se la situazione è sotto controllo ma è al limite e merita un ulteriore approfondimento, quindi questo studio epidemiologico che analizza l'effetto cumulativo, in attesa di conoscere riteniamo giusto che non vengano concesse ulteriori autorizzazioni. L'amministrazione regionale è di questo avviso oppure no? Ecco, questo mi sembra un elemento che in questa fase sia pregnante per poter effettivamente trasmettere anche alla popolazione un segnale che certamente escluda l'allarme, ma che sia anche di garanzia per la salute. Grazie. Grazie consigliere. Ha chiesto la parola il consigliere Capozzella. Grazie Presidente Moras, grazie ai sindaci, agli enti qui presenti. Io sono Mauro Capozzella, Movimento 5 Stelle Pordenone. Sono stato artefice di un paio di interrogazioni rivolte all'assessore Scocimarro inerenti il cementificio di Fanna e 3 invece interrogazioni riguardanti Spilimbergo, l'inceneritore di Tauriano. Allora, io prendo atto e ho trovato anche molto interessante l'intervento del dottor Lucio Bomben relativamente, diciamo, a prendere il problema nel suo complesso, quindi evidentemente c'è un problema,
e prenderlo puntuale non è più, diciamo, la maniera giusta di prenderlo, quindi azienda per azienda, ma va preso il problema nel suo complesso, quindi dell'intera area. E Lucio Bomben chiede anche strumenti efficaci, anche strumenti di carattere legislativo, come diceva anche il professor Onsel, quindi evidentemente qui viene messo sul tavolo il fatto che il problema deve essere preso nel suo complesso, cosa finora mai fatta, e per giunta devono essere trovati degli strumenti anche di natura legislativa per affrontare il problema nel suo complesso. Quindi io devo dire che ne deduco che il problema c'è e deve essere risolto, quindi non è che tutto va bene, Madama la Marchesa. Relativamente poi nello specifico del Maniaghese, quindi diciamo del cementificio di Fanna, relativamente alle mie interrogazioni fatte all'assessore all'ambiente, non ho mai considerato né voluto considerare, ci mancherebbe altro, che quel cementificio, alias inceneritore, sforasse i limiti di legge, perché altrimenti, cioè, se l'avessi presupposto e se avessi trovato le prove di questo, altro che vedersi qui in commissione a Trieste, in piazza Oberdan, ci troveremmo in questura, suppongo. Insomma, se io avessi dimostrazione del fatto che i limiti in procura, se avessi le prove di questo. Quello che cercavo di sottolineare nelle mie interrogazioni era altro, cioè il fatto che i limiti ci sono e vengono rispettati, ma che questi limiti sono elevati per la salute degli esseri umani. Infatti ho qui un estratto di queste mie interrogazioni in cui cerco e cercherò anche oggi di puntualizzare sulla pericolosità dei PCB, cioè dei policlorobifenili. Tanti o pochi che siano, comunque sono agenti mortali per l'uomo. I policlorobifenili sono sostanze molto stabili e sono banditi, banditi in quanto sostanze certamente cancerogene ed interferenti endocrini. Il 10 aprile del 2013, quindi stiamo già parlando del 2013, l'Istituto Mondiale della Ricerca sul Cancro classifica i PCB nel gruppo 1, cioè certamente cancerogeni per gli esseri umani. Tanti o pochi che siano, questa roba qua uccide. I PCB sono altresì sostanze ad alta lipofilicità, cioè si legano chimicamente alle materie grasse. Si legano quindi ai tessuti grassi, vegetali, animali ed anche a quelli umani, ahimè. E arriviamo a noi, quindi diciamo a chi emette nel territorio perdonanese, quello dove ci vivo anch'io, diciamo la concentrazione di PCB, relativa in questo caso al camino del cementificio di Fanna. Media delle 3 misure fatte nel 2018 a febbraio, luglio e ottobre risulta essere 60 nanogrammi su normal metro cubo. E già il fatto che in un anno siano state fatte solo 3 rilevazioni, secondo me è abbastanza insufficiente, anzi è totalmente insufficiente. Allora, la portata media dei fumi al camino principale risulta di 234.000 normal metro cubo l'ora. Le ore di lavoro annuale all'impianto sono stimate in 8.000 ore l'anno. Il prodotto di questi 3 termini dà la quantità annuale di PCB emessa in atmosfera del cementificio, che risulta quindi di 110 grammi anno nel 2018. Questa cifra, 110 grammi anno nel 2018, va rapportata comunque ai 2016-2017. Gli stessi calcoli per il 2016 riportano 2,4 kg l'anno di PCB emessi, mentre per il 2017 risultano addirittura 42 kg l'anno.
Quindi è evidente che nel 2018 sono stati fatti dei rilievi ed è anche evidente che l'emissione di PCB si sia ridotta sensibilmente, ma non sia stata azzerata. La dose massima mensile tollerabile dall'uomo, e qui arriviamo all'oggetto delle mie due interrogazioni e anche un po' del focus del mio intervento oggi. La dose massima mensile tollerabile dall'uomo di esposizione ai PCB, come approvata dal Comitato internazionale di esperti scientifici facente parte dell'OMS, Organismo Mondiale della Sanità, è di 70 picrogrammi su chilogrammo di peso corporeo. Da un rapido calcolo, quindi qui siamo ancora a spanne, da un rapido calcolo, dividendo i 110 grammi, che è l'ultima rilevazione inerente al 2018, emessi dal cementificio nel 2018, diviso per le persone che abitano l'area di ricaduta dei fumi, che io ho stimato essere in 50.000 persone, diviso il peso medio di ogni persona, cioè 70 kg, e diviso per la dose massima sopportabile dall'uomo di 70 picrogrammi di peso al mese, otteniamo un valore di 38.000. Cioè gli abitanti di quella vallata, circa 50.000, sono potenzialmente esposti ai PCB 38.000 volte ciò che viene consentito non da Tizio e Caio, bensì dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Grazie per l'ascolto. Grazie consigliere, passerei la parola al consigliere Sergo. Sì, grazie Presidente. Io volevo fare solo alcune considerazioni e domande di massima, tanto per fare ancora più chiarezza su questo aspetto che, come ovviamente le istituzioni che abbiamo appena udito sanno benissimo, come Movimento 5 Stelle abbiamo cercato di seguire sin dal primo giorno, direi, in cui abbiamo messo piede in Consiglio regionale, e mi riferisco al 2013, quindi non solo al 2018. Innanzitutto volevo chiedere una cosa rispetto alla memoria che ci ha presentato il sindaco Bottecchia poco fa, dove, parlando dei monitoraggi all'Università degli Studi di Trieste, anche nella memoria consigliata, si dice che questo tipo di analisi vengono fatti su muschi licheni e vanno a, diciamo così, rintracciare, o comunque dovrebbero dare delle dimostrazioni di presenza o meno di inquinanti persistenti e aerodispersi, ad esempio elementi in traccia, IPA, PCB e diossine. Volevo chiedere al sindaco se sa o meno se PCB e diossine sono state oggetto di quell'analisi. Mi riferisco ovviamente a quelle del 2012 e chiaramente a quelle quelle successive, che dovevano dimostrare eventualmente se l'utilizzo di CDRQ nell'impianto della Cementizillo SpA, oggi Buzzi Unicem, aveva o meno qualcosa a che vedere con queste presenze. Perché da quel che mi risulta e da quel che avevo anche potuto capire in un convegno che era stato tenuto a Cordenos, dove c'era anche il professore Mauro Tretiak, mi pareva che PCB e diossine non fossero oggetto di analisi. È solo per far chiarezza con quanto è stato scritto qui. Su questo punto potrei chiedere ovviamente la stessa cosa anche per quanto riguarda le analisi che ARPA FUG ha comunque svolto sui cammini sia del cementificio che della società Bioman, quindi dell'impianto di compostaggio sempre di Magnago, e volevo appunto chiedere che tipo e quante analisi dal 2011 a oggi sono state effettuate su questi due punti di emissione e se sugli stessi sono stati rilevati appunto anche i livelli di PCB e diossine.
Dico questo anche perché alla luce di quello che il dottor Bomben ci ha ricordato poco fa, dove lo ringrazio anche per aver ammesso pubblicamente che l'azienda sanitaria praticamente fino al 2015, quindi dal 2011 quando è successo, diciamo così, il casus belli che un po' tutti abbiamo ricordato qui, del primo pollo individuato che non rispettava quelli che sono né i limiti di azione né i limiti di legge, e ci diceva che appunto dal 2015 in poi invece sono state fatte delle analisi più approfondite su galline, galli, polletti e anche uova. A me risulta che di quell'analisi, di cui comunque non c'erano stati fatti grandissimi campionamenti a livello numerico, ci fossero già degli sforamenti cospicui dei limiti di azione e dei limiti anche di legge. E allora chiedo dal 2015 al 2019 se chi di dovere ha eventualmente individuato la fonte di emissione di quegli sforamenti, perché i limiti di azione sono tali perché ci impongono delle azioni da fare una volta individuati questi superamenti di soglia, almeno così l'ho sempre inteso, e se mi sbaglio potreste anche correggermi. Sulle 240 uova mi pareva di aver capito che le 249 ovviamente erano quelle che erano state individuate, ma che i campionamenti sono state fatte su 16 uova, 3 delle quali sono risultate fuori i limiti di azione, 1 risultava fuori i limiti di legge, ma poi con l'incertezza dell'analisi si è diciamo stabilito che non fosse superiore ai limiti di legge consentiti, quindi anche qui saremo a 4 casi su 16. E infine volevo chiedere, non so se il dottor Bomben era in possesso anche di questi dati circa quel campionamento che è stato fatto con lo studio, definiamolo di Teramo, su queste 240/16 uova, se le galline che sono state analizzate fossero galline ovviamente di allevamento, credo di allevamento a terra, ma se fossero galline che stazionavano all'interno o all'esterno dei capannoni degli allevamenti. Dico questo perché nella passata legislatura, come Movimento 5 Stelle, noi abbiamo fatto commissionare uno studio simile su matrici viventi. Noi avevamo ovviamente preso in considerazione la carne delle galline. Per fare quello studio abbiamo impiegato 18 mesi. Abbiamo fornito a tutti gli allevatori lo stesso mangime proprio per evitare che ci fossero delle differenze tra galline che erano anche consanguinee tra loro, per cui avevano, diciamo, anche, chiamiamolo così banalmente, lo stesso DNA, ma di queste ovviamente avevamo fatto individuato 18 allevamenti e quant'altro, ma come sa ovviamente anche il dottore, quasi tutti gli animali che siamo riusciti poi a campionare, quelli che sono sopravvissuti anche agli attacchi di volpi, faine e quant'altro, superavano i livelli di azione per la presenza di PCB, quasi il 60% li superava per la presenza di diossine e furani, e ovviamente alcuni di questi superavano anche i limiti di legge, mi pare che fossimo sul 40% e oltre per diossine e furani, 67 se si aggiungeva nella sommatoria anche il livello di PCB. E questo campionamento era stato fatto su polli che stavano sia all'aria aperta sia al chiuso. Ebbene, l'unico che non aveva sforamenti di PCB e diossine era quello che stava al chiuso. Allora, anche qua sarebbe curioso sapere se diciamo, la provenienza delle uova di questo ultimo studio fosse ovviamente da galline che stavano all'aperto o al chiuso, ma era solo per completezza di informazione. Per tutto il resto io ho provato a vedere il catasto delle emissioni anche della regione Friuli Venezia Giulia e chiedo ad ARPA FUG se è vero che il catasto
che ovviamente c'è sul sito internet, riporta dati. Allora, intanto mi pare che sia stato pubblicato nel 2013 e mi pare che i dati siano comunque di qualche anno precedente, e quindi chiedo anche qui se è in previsione che questo catasto emissioni sia aggiornato o meno. E su altre cose, appunto, siccome chiaramente i comitati non solo si preoccupano per quello che è la situazione di questi ritrovamenti di PCB, diossine, che poi come la mettiamo, sforano sempre i limiti d'azione, per cui io credo che sia compito delle istituzioni nel 2019 mettere anche una parola fine una volta per tutte su quale che sia la fonte, se ce n'è una, se ce n'è di più, perché poi a me sembra di rivivere più o meno una commissione che abbiamo avuto anche quest'estate, dove più o meno le problematiche, sebbene parliamo di inquinamenti completamente diversi, mi sembrano molto molto simili. E quindi l'attenzione ovviamente deve essere riposta su chi o cosa sta causando tutto questo, perché poi giustamente, come diceva anche il dottor Bombè prima, ci sono casi in cui banalmente un animale può essere contaminato da PCB e diossine, e ovviamente non per forza deve esserlo per cause di impianti industriali, emissioni e quant'altro. Detto questo, chiudo con il discorso sulla Bioman, proprio perché, devo dire la verità, lì lo studio ultimo che è stato fatto, poi non mi pare che sia presente neanche sul sito internet della Regione, perché non è uno screening di via come quello di Spilimbergo, dove ovviamente ci sono anche i progetti dei proponenti e quant'altro, ma da quanto ho capito appunto c'è un ampliamento dello stabilimento, c'è un di fatto raddoppio dei capannoni e ci sono dei nuovi biofiltri da cui usciranno ben 40.000 metri cubi l'ora di nuovi fumi. Allora anche qui avevamo visto quello che è successo poi nell'ultima commissione, chiamiamola Commissione Ambiente, mi pare, del Comune di Maniago, dove c'era quasi una questione se da questi fumi usciranno o meno ulteriori emissioni di sostanze, di metalli pesanti, di qualsiasi tipo che vogliamo, per cui volevo chiedere anche qui ai rappresentanti o di ARPA FUG, che hanno analizzato sicuramente meglio di me questo studio, o dell'azienda sanitaria, che tipo di fumi potranno uscire da questi nuovi impianti. Ed è anche curioso il fatto che, non dovendo aumentare il numero di tonnellate trattate in quell'impianto, si vada a proporre una miglioria di un impianto che funziona alla perfezione. Funziona benissimo, non ci sono problemi di odori, non ci sono problemi di emissioni, però si fanno questi lavori. Allora anche qui magari volevo capire un po' di più, e ringrazio ovviamente infine il dottor Bombè per aver ricordato una cosa che abbiamo sempre e che continueremo a sostenere, l'abbiamo fatto anche recentissimamente per un altro impianto che stiamo di fatto o che verrà realizzato a San Vito al Tagliamento, dove si tratteranno e si recupererà praticamente il vetro di almeno 4 regioni messe insieme, e quindi l'idea di avere una prospettiva di cumulabilità di tutte queste emissioni credo che sia molto, molto importante. Di fatto, se voi andate a vedere le centraline di ARPA che analizzano anche le polveri sottili, poi solo le PM10, non sempre si trovano dati sulle PM2,5, ovvero il mini particolato, nella provincia di Pordenone, da Morsano al Tagliamento fino a Aviano e oltre, non ci sono centraline che attestano la qualità dell'aria. C'è solo a Pordenone, c'è a Porcia, c'è a Brugnera, c'è a Sacile, tutte parti occidentali, ma da Morsano al Tagliamento, quindi sopra San Vito, sopra Spilimbergo, sopra Maniago, non c'è una centralina che attesti la qualità dell'aria del territorio
rispetto a quelle che sono ovviamente, io mi fido chiaramente di quello che c'è su ARPA FUG alla voce aria, monitoraggio qualità dell'aria. Quindi anche su questo credo che forse dovremmo fare una riflessione. Grazie. Grazie consigliere. Ha chiesto la parola il consigliere Ussai. I miei colleghi sono stati molto esaustivi, per cui io sarò brevissimo. Vorrei rafforzare la richiesta che aveva fatto il mio collega, perché dalla memoria che aveva consegnato ARPA alla lettera B, appunto, volevo solo chiedere la conferma, appunto, che i PCB siano stati esaminati a camino e qui si dice che gli esiti sono stati resi noti il 13 agosto 2019. Se è possibile sapere dove, io ho curato sia sull'ARPA regionale sia sulla valutazione integrata ambientale, volevo capire appunto dove sono reperibili. E questa è la prima domanda. E la seconda cosa che volevo sollevare, approfittando che siamo in terza commissione e sperando di non esulare un po' troppo dall'argomento, volevo solo ricordare appunto che nel mese di settembre del 2019 è stato reso pubblico il volume che riguarda il numero dei cancro in Italia nel 2019 e la regione Friuli-Venezia Giulia è quella che ha un'incidenza più elevata sia per quanto riguarda gli uomini, sia per quanto riguarda le donne, sia per quanto riguarda il tumore alla mammella. E se vado sul sito del CRO di Aviano, il registro tumori è aggiornato agli anni 2008-2010, per cui su questa cosa qua io chiederei, magari anche non adesso, magari di fare una riflessione, magari un approfondimento se possibile. Grazie. Grazie consigliere. Sì, comunque farò presente all'assessore Riccardi quello che lei ha testé detto. Allora, facciamo... io consiglio un modo di operare. L'ascolto dei consiglieri, se vogliono intervenire, se qualcun altro vuole intervenire, poi darei la parola a tutti gli intervenuti auditi che danno le risposte e farei chiudere dall'assessore, se va bene a tutti. Va bene a tutti? Ok, grazie. Allora, io inizierei magari sotto gli aspetti tecnici con l'azienda 5 e l'ARPA e farei concludere ai sindaci. Ok? Allora do la parola al dottor Bonben. Tante domande, vediamo. Incominciamo dal professor Onsel. Allora, strumenti legislativi. Credo che uno strumento come quello che abbiamo utilizzato noi per la bioma, tipo la VIS, Rineta, PA, anche se non è previsto nella normativa, però credo che ci debba essere scritto da qualche parte che su richiesta, ad esempio, delle amministrazioni locali, come è stato fatto con il Comune di Maniago, possa essere utilizzato per la valutazione del nuovo impianto o delle modifiche ambientali. Questo perché ne aveva accennato anche il sindaco Carli. Questo ci permette un confronto diretto con la popolazione di riferimento. Dico sempre che il confronto, oltre che tra istituzioni e coi cittadini, arricchisce tutti quanti. Personalmente a me, che ho collaborato a questa Vispa qua, io ho imparato molto dai confronti che ho avuto con i cittadini di Maniago. Anche dico, beccandomi insulti, ma quello fa parte del mio stipendio. Quindi e questo è uno strumento valido. Credo che poi debba anche essere valutata l'opportunità che quando andiamo a valutare l'impatto ambientale di un ampliamento o di un nuovo insediamento, ci debba essere data la possibilità scritta di valutare l'impatto nel comparto intero del territorio di quel singolo impianto. So che è un lavoro complesso, con la dottoressa Del Bianco ne abbiamo anche parlato e non è semplice, perché vuol dire conoscere benissimo il territorio, benissimo la tipologia di impianti, conoscere benissimo i valori di emissione e riuscire poi a estrapolare dei dati il più possibile corretti in base al nuovo insediamento. Però credo che questa possibilità ci debba essere data.
E questo per quanto riguarda gli aspetti legislativi, 2 suggerimenti. Per quanto riguarda invece la metodologia statistica, cioè io non voglio candidarmi al suicidio parlando di matematica col professor Onsel, cioè io proprio sì, no, ecco. Comunque noi invieremo a tutti i componenti della Commissione lo studio fatto dall'Istituto Zooprofilatico, in cui ci sono messi anche gli strumenti matematici per cui si è arrivati a quella definizione, a quei campionamenti. Ultima precisazione, tutte le uova che ogni sito individuato doveva fornire dai 16 alle 22 uova sono state raccolte in 2 settimane. Ecco, tanto per dire i termini, i limiti. Prego, scusi. No, sono stati analizzati. Sì, no, allora, qui entriamo nel termine di metodologia di campionamento e metodologia di prelievo e di analisi. Allora, per avere dei campioni statisticamente significativi sono stati trovati 16 punti di prelievo e 23 di, chiamiamole, riserva. In ogni punto di prelievo sono stati raccolti minimo dalle 16 alle 22 uova, che era il minimo previsto statisticamente per arrivare a dei valori statisticamente corretti. Ok? Quindi sulla modalità analitica dell'Istituto di Teramo mi dispiace, non posso dirvi che metodologia hanno usato. Io posso solo dirvi che siamo andati una volta a Teramo e diciamo che erano strumenti dentro del valore di circa 3 milioni di euro per fare queste analisi specifiche. Questo per quanto riguarda la metodologia. Per quanto riguarda invece il consigliere Conficoni, allora, sui tempi del lavoro, se tutto va bene, non meno di 3 anni. Non meno di 3 anni, perché la parte statistico-epidemiologica di coinvolgimento della popolazione comporta molto tempo, e poi non solo, la raccolta dei dati per ogni cittadino coinvolto è molto impegnativa, perché sono questionari estremamente pesanti, perché entriamo nel merito anche degli stili di vita delle persone, del luogo di lavoro, e poi l'interpretazione statistica di tutti questi dati. E poi procedere ai campionamenti, agli analisi, eccetera. Non meno di 3 anni. Il problema Bioman, come lei ha suggerito, come lei ha visto nel report Vispa, noi abbiamo suggerito il fatto che non si possono superare i 315.000 tonnellate annue di lavorazione. Questo dato parte da 2 considerazioni. Primo, da quanto viene prodotto in base ai dati che conosciamo i rifiuti in Friuli Venezia Giulia, nella nostra regione. Secondo, anche dal fatto che i problemi tecnici legati anche a un aumento del tonnellaggio sono notevoli. Ne porto solo alcuni che poi noi riporteremo in sede di consiglio, di conferenza di servizio, grazie, in conferenza di servizi. I problemi possibili, al di là di quello che succede nell'impianto. Primo, che tipo di rifiuti vengono conferiti nell'impianto. Noi sappiamo che nell'autorizzazione che hanno ci sono circa 2 pagine e mezza di codici CER, ok? Quindi vuol dire che la tipologia di rifiuti deve rispettare quella particolare tipologia, quindi come arrivano, il controllo all'arrivo di questi rifiuti. Una cosa che scriveremo è che cercheremo di individuare all'interno di questi CER quelle tipologie di rifiuti che possono essere potenzialmente più tossici degli altri. Ad esempio sto pensando ai fanghi di depurazione, degli impianti di depurazione, che una recente normativa del settembre dell'anno scorso ha aumentato il livello di 50 volte il limite di idrocarburi presenti. Quindi cercheremo di fare un lavoro certosine per dire quali di queste tipologie di rifiuti possono comportare un incremento nell'ambiente di sostanze più o meno nocive. Il consigliere ecco, allora, per quanto riguarda i conti sono giusti. Allora, io non ho mai negato che non ci sia un problema. Io ho sempre detto che su tutte queste tematiche, ma in tutti gli ambienti di lavoro, ci sono dei problemi che sono legati, qualsiasi processo produttivo umano crea dei problemi. Qui ci deve essere una specie di chiarezza. Allora, come fare coincidere lo sviluppo
con la tutela dell'ambiente e della salute? Se io guardo, ormai ho 59 anni, ne ho visti tutti i colori, se io guardo quello che è successo nel nostro paese, non cito altri paesi dove è successo molto di peggio, vedo che molto spesso questo argomento non è mai stato affrontato. Quindi la compatibilità tra il sistema produttivo e la qualità dell'ambiente dobbiamo bene o male stamparcelo in testa. Possiamo utilizzare strumenti legislativi, ho suggerito 2 cose, ma poi magari ne potremo pensare altri. Lavorare molto sulle tipologie di impianti, sulle sedi, sulla migliore tecnologia possibile, come ci viene consigliato anche dalle raccomandazioni CE, scusate. Quindi bisogna lavorare molto su questo. Tra l'altro, torno a ripetere, il problema c'è, come c'è il problema, sto pensando, dell'inquinamento da polveri sottili nel centro di Pordenone, come c'è il problema dell'aumento di tumori polmonari lungo la Pontebana, studi l'hanno dimostrato. E possibili soluzioni in questo caso qual è stata? Per esempio, per quanto riguarda l'azienda numero 5 è stata quella di consigliare, per esempio, ai comuni che intercettano la Pontebana di non fare nuovi insediamenti abitativi a 100 metri dalla Pontebana. Soluzioni che possono sembrare banali, ma lo studi ci hanno dimostrato che superati i 100 metri si abbatte fortemente il tasso di tumori polmonari. Quindi bisogna lavorare molto su questo, lavorare molto sull'epidemiologia, anche se tutti sappiamo che lavorando molto sull'epidemiologia dobbiamo avere dati certi. E dati certi vuol dire casistica importante, perché se noi lavoriamo su pochi numeri arriviamo a delle conclusioni che sono scorrette dal punto di vista logico, ma soprattutto sono scorrette dal punto di vista statistico-matematico. Quindi anche questa è la difficoltà che abbiamo di fare dei bei lavori su territori come le nostre montagne in cui c'è scarsa popolazione. Sarebbe molto più semplice lavorare su Pordenone, su Udine, su Trieste. Da noi è più difficile. La pericolosità dei PCB, confermo, cioè è vero, ci sono dati di letteratura, ma qui vorrei fare un piccolo discorso, tanto per far capire anche la complessità di come affrontare queste tematiche e come arrivare a delle definizioni il più possibile veritiere di quello che stiamo facendo. Allora, noi sappiamo che i PCB, come altre sostanze, sono, giustamente come definito il consigliere, degli interferenti endocrini, ovvero vanno ad agire sull'azione di determinati ormoni a livello del neurosviluppo, dello sviluppo cerebrale. Ora, noi sappiamo che tantissime patologie dell'infanzia, che poi si portano anche quando siamo più avanti con gli anni, sono legati non da fattori genetici, ambientali, e qui ricordo il ruolo dell'epigenetica, queste cose qua, ma soprattutto una cosa che ci dimentichiamo sempre, che io ho scoperto studiando ovviamente, è che quando dobbiamo tener conto di queste cose ci dimentichiamo che come ambiente dobbiamo tenere conto non solo dell'ambiente outdoor, l'ambiente esterno, queste cose qua, ma anche dell'ambiente cosiddetto in cui uno vive. Ci sono, posso dire, biblioteche borghesiane relative al ruolo che hanno le figure di riferimento sui bambini e sullo sviluppo che hanno il ruolo delle figure di riferimento sui bambini, l'attaccamento. E quindi quando noi andiamo a analizzare queste cose, quindi le possibili ripercussioni sull'ambiente nello sviluppo dei minori, dobbiamo tener conto di una serie di fattori che rendono estremamente complicato ed estremamente difficile riuscire a dare delle indicazioni certe. Se io dico che il tasso di disturbi dell'adattamento in provincia di Pordenone è molto inferiore rispetto a quelli che sono nella provincia di Napoli o in certe zone della Campania, non è perché ma perché là ci sono fattori sociali che vanno a incidere anche su queste cose e questo dobbiamo ricordarcelo. Questo non serve per sminuire il problema, attenzione, perché gli interferenti endocrini ci sono anche qui, biblioteche intere, però per quanto riguarda noi, tra virgolette, tecnici, vanno a complicare molto le possibili conclusioni su qualsiasi studio. Ed è per quello che, per esempio, nello studio che noi cercheremo di fare nella zona del Magnaghese, estendendolo, spero, anche allo Spilimberghese, sarà molto importante riuscire a compilare il questionario, perché il questionario ci serve a capire se ci sono, oltre all'ambiente esterno, altri fattori che vanno a incidere su eventuali comparse di patologie più o meno importanti. Aspetta che me l'avete fatto. Allora, è stato citato
anche se siamo riusciti a capire la possibile fonte di emissione dei PCB. Allora, anche qua dico i dati di letteratura. C'è lo scontro tra due opinioni. Da una parte però è la minoritaria che riesce a identificare nella tipologia dei PCB la possibile fonte, ovvero l'impronta del fingerprint dell'emissione. Dall'altra c'è che quella maggioritaria che dice che non è difficile riuscire a risalire la fonte di emissione al fingerprint per il semplice motivo che se noi andiamo a misurare il PCB in qualsiasi matrice o anche in animali o nell'uomo, c'è la possibilità che il metabolismo individuale vada a incidere sulla trasformazione dei PCB. E questo è anche il fatto che l'aveva anche citato l'Istituto Zooprofilattico quando ha presentato il suo lavoro a Maniago. E questo è un punto che dal punto di vista scientifico non è ancora ben chiarito. Torno a ripetere, ci sono queste due opinioni, tutte e due hanno validità perché ci sono studi sia da una parte che dall'altra, però ancora la certezza scientifica non c'è. Per quanto riguarda, ho letto lo studio commissionato dal Movimento 5 Stelle. Allora, io ho una grande stima del dottor Green, l'ho sempre detta e dichiarato pubblicamente. Io credo che però in quello studio poi manchi qualcosina, ovvero qualsiasi studio dovrebbe riportare il laboratorio dove sono state fatte le analisi e anche la metodologia, qualsiasi studio pubblicato. Se io nel lavoro fatto dall'Istituto Zooprofilattico lo presentassimo alle più grosse riviste internazionali di ecologia, eccetera, non presentassimo il laboratorio e la metodologia, il board scientifico ce lo scarta, anche se poi è corretto. Ecco. Quindi questa è una grossa carenza, quindi anche dal punto di vista personale di chi l'ha letto lo studio sarebbe importante avere anche questi elementi. Ciò nulla toglie la mia stima per il dottor Green. Bioman, biofiltri. Allora qui c'è una grossa diatriba. Da una parte c'è chi a livello terra-terra dice ma se aumentiamo solo di 35.000 tonnellate, come fanno a aumentare i volumi di emissione? Allora, intanto capiamo cosa emette. Torno a ribadire l'importanza di riuscire a qualificare e quantificare i prodotti in entrata. E quindi io torno qua a ribadire l'importanza di lavorare sui CER che sono stati autorizzati e verificare se all'interno di quei CER ce ne sono certi che possono, visto, e qui sto tentando di fare un ragionamento sistemico, visto dove andiamo a lavorare, ovvero in una zona in cui c'è un'alta concentrazione, ceneritore, Pandolfo, ZML, eccetera, quindi lavorare per ridurre il più possibile eventuali sostanze simili a quelle che vengono prodotte da altri. Quindi l'importanza è quello. Poi, noi sappiamo che lì vengono prodotti ammoniaca, H2S, polvere sottili. In effetti è vero, mancano i dati sulle 2,5, è vero, mancano. E poi le sostanze volatili in generale. I biofiltri che vengono posizionati, almeno da quello che leggiamo nelle relazioni tecniche, sono di ultima generazione, quindi garantiscono una certa qualità. Quello che noi possiamo mettere, questa è una terza proposta che mi sono dimenticato di mettere nella parte legislativa, è sulla tipologia e la quantità e numerosità dei campioni che vengono fatti in determinate attività produttive. I consiglieri hanno messo in evidenza come 1 all'anno, 2 all'anno possono essere pochi. Ed è vero. Quindi prevedere già dal punto di vista legislativo, e non solo in sede di AIA o di VIA, tutte queste cose qua, il numero di campionamenti sarebbe estremamente importante, soprattutto se andiamo ad agire su attività produttive che hanno un impatto ambientale, più elevato rispetto ad altre tipologie. Credo di aver risposto quasi a tutto. Penso di sì.
Adesso la parola all'ingegner Vatta Prego, consigliere Conficoni. Sono telegrafico, ringrazio il dottor Bomben per la risposta. In un passaggio della stessa lui ha detto spero che lo studio possa essere esteso anche alla zona dello Spilimberghese. Perché questa speranza? Cioè quali sono gli elementi di incertezza? Grazie. No, visto che la problematica è simile, è anche una cosa come dipartimento di evitare gli errori che abbiamo fatto per Maniago. Infatti io auspico che la stessa azione che stiamo facendo per Maniago, anche dal punto di vista epidemiologico-scientifico, venga estesa a Spilimbergo per evitare i problemi che abbiamo avuto con Maniago. È quello il mio auspicio. Ecco. Anche per chi mi sostituirà dopo, perché ovviamente che non si trovi nelle rogne come mi sono trovato io. Risponderò non ripetendo quello che già il dottor Bomben ha detto, quindi credo che i quesiti rivolti o le precisazioni rivolte ad ARPA e ad azienda sanitaria vadano viste assieme, senza ripetizioni. Quindi aggiungerò qualcosa a quello che il dottor Bomben ha già risposto. Aggiungerò dicendo che noi ci troviamo ovviamente a dover operare secondo quelle che sono le normative e le prescrizioni di legge. Quindi per quanto riguarda il numero di controlli a cammino che vengono fatti, i limiti che vengono applicati, sia sono istantanei oppure non tenuto conto di quanto che il valore su base ponderale emessa nell'anno deriva da prescrizioni di legge alle quali noi dobbiamo attenerci. Quello che si fa nel sistema agenziale è tener conto delle sollecitazioni che vengono dal territorio e eventualmente proporre degli approfondimenti sulle materie, ma diciamo il discorso della tutela della salute è ben chiaro. Al consigliere Sergo su quante analisi abbiamo fatto così, ma forse qualcosa abbiamo già risposto sulla base delle richieste di produrre documentazione da parte del gruppo consigliare. Abbiamo un ufficio URP che ho visto essere buono, essere solerte nella risposta. Se qualcosa ancora non è stato risposto lo verificherò. Per quanto riguarda il cementificio Buzzi, sono stati valutati anche il parametro, è stato valutato anche il parametro PCB all'emissione, lo trovate nella breve relazione che abbiamo distribuito quest'oggi. Abbiamo posto particolare attenzione al parametro PCB confrontando il valore rilevato con quello limite stabilito in emissioni in atmosfera di 0,1 nanogrammo per normale metro cubo di tossicità equivalente per il dioxin-like. Il valore che abbiamo rilevato è conforme a tale limite. Il discorso che abbiamo scritto, i cui esiti sono stati resi noti, sono stati come prassi trasmessi alla Regione e al Comune competente, ma diciamo se ci perviene una richiesta in tal senso ovviamente i dati sono disponibili. Vedremo, ricordando quello che ho detto in apertura, il prossimo anno focus anche sul nostro sito web, vedremo quanti e quali dati dare tempestivamente pubblicazione. Catasto di emissioni lo stiamo ovviamente aggiornando, secondo quelle che sono le indicazioni normative. Siamo in linea con tutte le altre agenzie di protezione ambientale italiana, è in corso di aggiornamento al 2015, poi seguirà ovviamente il 2017. Numero sufficiente o insufficiente di centraline sul territorio regionale per rilevare la qualità dell'aria, se ne parla molto spesso. Nella nostra regione è stata fatta una profonda revisione del sistema di rilevamento della qualità dell'aria, sono state ridotte
sono state però diciamo qualificate, quindi si lavora in qualità, ma soprattutto è stato abbinato al rilevamento puntuale un sistema di predizione, di proiezione dei risultati su base regionale con un sistema matematico che è stato validato anche a livello internazionale. Quindi bisogna un attimino cambiare tipo di approccio. Premesso questo, se parliamo proprio della zona del Magnaghese, esistono, oltre alle centraline fisse che diciamo annualmente rilevano tutti i dati, esistono anche i mezzi mobili. Noi abbiamo fatto delle campagne mobili, approfitto di questa occasione per dire che prossimamente, spero entro il mese, presenteremo i risultati periodo luglio 2017-giugno 2019 nella pedemontana pordenonese Magnago, Travesio, Vivaro. Quindi avremo anche diciamo, questa conferma con delle campagne realizzate sul territorio in aggiunta a quello che è la rete di rilevamento della qualità dell'aria regionale e i sistemi che oggi diciamo, la tecnica ci fornisce, dei quali dobbiamo aver fiducia. Intervento del consigliere Capozzella. Ho visto che lui prende come riferimento il bacino dei 50.000 abitanti che abitano nella nostra area geografica e ritiene che la media di inquinanti appunto per questo numero di abitanti sia preoccupante. Ci troviamo però di fronte a un paradosso: se la nostra area geografica abitasse 1 milione di abitanti vuol dire che non ci sarebbe un problema, perché se la media è data dal numero di abitanti vuol dire che non ci sarebbero ricadute significative con una popolazione maggiore. Mi sembra che non abbia senso tutto ciò. Dopodiché, cosa volevo dire? Sì, appunto, ritengo che il problema, se c'è un problema ambientale, sia indipendentemente dal numero di abitanti che abitano una determinata area geografica, perché altrimenti se abitassero 1 milione, 5 milioni o 10 milioni di abitanti nella nostra area geografica ci troveremmo con percentuali risibili e francamente non meriterebbero neanche la nostra presenza qui oggi. Poi per quello che volevo, è stato citato lo studio dei polli commissionato dal Movimento 5 Stelle ad opera del dottor Grimm. Io non ho elementi per mettere in dubbio la professionalità del dottor Grimm, che è stato in municipio da me assieme all'allora consigliere regionale Frattolina a illustrarmi lo studio. A precisa domanda quale fosse il laboratorio che ha eseguito le analisi, mi ha risposto che era un segreto. Francamente non so come prendere seriamente questo studio. Addirittura si è proposto di fare uno studio commissionato a spese del comune per tranquillizzare la popolazione. Francamente sono rimasto sbalordito. O lo studio è valido sempre indipendentemente da chi lo commissiona, o se cambia in base a quello che è il commissionante, ho qualche punto di domanda che mi sorge in mente. E comunque non ritenevo che un partito politico fosse un'autorità sanitaria. Poi per ultimo mi è stato richiesto quali fossero nello specifico le analisi effettuate dal dottor Tretiak. Io mi rendo disponibile, visto che non tutti i presenti sono edotti del lavoro fatto in questi anni, qualora mi venga formulata richiesta, a organizzare un incontro con lo stesso per le spiegazioni dovute. Grazie. Sindaco Carli, prego. Grazie Presidente. Perfetto. Allora, io credo di dovere un minimo di risposta ad un quesito che era stato posto dal consigliere Onsel rispetto allo studio sulle emissioni d'origine di bioma. No? Ecco. Noi poi lasceremo agli atti anche quello che sono le risultanze del monitoraggio ambientale, che ricordo essere state svolte nel 2014 dall'OD, Laboratorio Olfattometria Dinamica dell'Università di Udine. Quindi è ovviamente un ente conosciuto e riconosciuto. Volevo solamente dire che
Nelle risultanze viene ovviamente fatto riferimento ad una bibliografia per quello che riguarda l'accettabilità dell'impatto olfattivo, quindi stabilendo un numero massimo di tempo nell'arco della giornata in cui queste emissioni d'origine vengono percepite. E quindi all'interno, secondo la bibliografia diciamo riconosciuta, che è una linea guida tedesca, rappresentano il 10% dell'orario dell'intera giornata. Quindi qui all'interno poi ci sono tutte le risultanze, soprattutto dove viene messo in evidenza che le emissioni non hanno o d'origine non avevano un'unica origine, perché comunque ci sono anche emissioni legate all'attività agricola e anche altri tipi di attività diciamo, all'interno del territorio. Ricordo che Bioman è collocata diciamo ad una certa distanza dalla zona industriale, ma comunque in area agricola. Ecco. Quindi le risultanze all'epoca erano state pubblicate e le lasceremo agli atti. Venendo allo specifico di Bioman, è anche opportuno ricordare un aspetto importante. Io nella mia vita facevo completamente altro nel 2007 e quindi devo dire che non ho avuto modo di capire quale sia stato il procedimento attraverso il quale poteva essere autorizzata un'attività che trattava una quantità di rifiuto di frazione umida che è circa 3-4 volte la quantità prodotta in Regione Friuli Venezia Giulia. È anche vero che l'intervento che adesso è diciamo nella fase finale del procedimento autorizzativo per quello che riguarda la conferenza dei servizi, in realtà risolverà parecchi problemi dal mio punto di vista, perché se è vero che le emissioni d'origine possono essere, se vogliamo, a norma di legge probabilmente inferiori a quello che è il massimo consentito, però non dobbiamo nasconderci dietro un dito, queste sono sia molto poco accettate dalla popolazione, ma soprattutto noi dobbiamo metterci anche nell'ottica dei lavoratori che operano all'interno dell'impianto. Non so quanti di voi abbiano avuto l'occasione di entrare. Esiste un impianto che è quello originario ad Este e la differenza balza agli occhi. A Maniago diciamo che la movimentazione di questa frazione umida viene fatta ancora con dei muleti e sembra di essere all'interno di un girone infernale. Ad Este la gestione di questa frazione umida viene effettuata attraverso l'utilizzo di un carro ponte da degli operatori che stanno nella loro stanzuccia asettica, e quindi insomma io credo che la qualità della vita all'interno proprio dell'impianto giustifichi assolutamente gli investimenti che vengono fatti, sia a garanzia dei lavoratori e sia anche per il fatto che vengono comunque realizzate delle busole di ingresso e uscita per i camion che verosimilmente diminuiranno di molto l'impatto delle emissioni anche per gli abitanti del territorio circostante. Mi permetto di concludere dando anche delle indicazioni su quello che potrà avvenire in futuro, tanto per dare l'idea di come alcune situazioni, realtà produttive che possono rappresentare dei problemi, in qualche modo possano anche diventare delle opportunità. È stato realizzato attraverso un progetto Interreg Italia-Austria, uno studio da parte dell'Università di Udine, un progetto per quanto riguarda, creato dall'Università di Udine, per la realizzazione di un sistema di teleriscaldamento, perché si parte dal presupposto che gli insediamenti produttivi che ci sono a Maniago, quindi fonderie eccetera, siano particolarmente adeguati per essere sfruttati per la realizzazione di questo impianto di teleriscaldamento. Impianto di teleriscaldamento che, per quello che riguarda Bioman, è proprio all'inizio di un procedimento autorizzativo, e quindi l'auspicio è che si possa proprio partire dalla realizzazione di una prima tranche di rete di teleriscaldamento che io auspico fortemente parta da Bioman e possa raggiungere il primo livello del centro abitato, quindi dove ci saranno caserme, impianti sportivi, scuole, eccetera. Tutto questo
di fatto in qualche modo consentirà anche di diminuire quelle che sono le emissioni legate agli impianti di riscaldamento, perché siamo tutti consapevoli che è vero che le attività produttive determinano un impatto sull'ambiente, ma sappiamo tutti che anche le abitudini dei cittadini con le auto, con il riscaldamento, e ricordo che soprattutto l'utilizzo della legna nei territori di montagna determina anche emissioni che talvolta raggiungono anche dei livelli preoccupanti, con la realizzazione di un impianto di questo tipo possono essere abbattuti. Quindi io spero fortemente che almeno per questa nuova progettualità queste realtà produttive possano dimostrare di dare una restituzione in termini di diminuzione di impatto ambientale nel territorio. Grazie. Solo perché è stato chiamato in causa, 1 minuto di controreplica a Sergo. Sì, grazie Presidente, ma anche meno, solo per dire che per chi avesse letto lo studio del dottor Grimm c'è scritto dove sono state fatte le analisi dei campionamenti 2018, c'è il nome della società e c'è anche il nome della sede della stessa, che presumo, ma questo chiunque può chiederlo al dottore stesso, non è neanche italiana, non sono né friulana né italiana, proprio per essere più terza possibile. E mi pare, se ho capito bene quello che è successo, perché ovviamente seguivo anch'io le vicissitudini di questo studio, che al sindaco di Fanna era stata data una motivazione ben precisa sul fatto per cui si tenesse, tra virgolette, segreto questo laboratorio, ma fino alla fine dello studio, proprio per evitare che, siccome le analisi venivano effettuate anche da questa società per conto delle varie aziende, non ci fossero poi eventuali pressioni o altro, ma questo ovviamente ve lo potrà indicare anche il dottore stesso. Chiudo dicendo con i campionamenti sulle famose 240 uova. Io prima ho fatto riferimento a 16 campioni, in realtà sono 22, sono i campioni che mi sono stati forniti come rapporti di prova dall'azienda per i servizi sanitari, per cui non 240 campioni ma 22, ho sbagliato io prima, non sono 16, sono 22. Allora, ci sono 2 considerazioni, che sia l'ingegner Vatta che il sindaco hanno detto le medesime cose se in forma diversa. Perciò io mi attengo ai dati tecnici che mi sono stati forniti, nel senso che non è opponibile ai terzi in quanto mancava l'indicazione di chi ha fatto le analisi, e questo l'ha detto l'ingegner Vatta di ARPA, non l'ha detto sicuramente il sindaco, e posso anche capire la vena polemica. Per quanto riguarda il discorso sulle uova, non sto a ribadire quanto ha già detto il dottor Bomben, che però è più esaustivo di quello che lei disse, anche perché fare riferimento prima a 16 e prima a 22, io mi baso su dati certi, univoci, e non su dati che vengono variati. Do la parola a conclusione all'assessore Scocimarro. Grazie Presidente. Non ho molto da aggiungere, anche perché le risposte puntuali e tecniche del dottor Bonden e dell'ingegner Vatta penso sono state esaustive. Ribadisco quello che ho detto in premessa, cioè che ovviamente noi siamo molto attenti non solo a sentire i sindaci con cui ci confrontiamo giornalmente sul territorio, ma anche i comitati, che ovviamente non sono il verbo e quindi li prendiamo per quello che sono. Talvolta, come hanno riferito gli stessi sindaci, succede anche che mettono in dubbio l'operato e l'onestà degli stessi piuttosto che degli altri organi istituzionali come l'ARPA e l'Azienda Sanitaria. Io a questi ho sempre risposto e ribadisco ancora che se hanno dei dubbi c'è un organo dello Stato che si chiama magistratura, fa un esposto e poi si verifica se il lavoro è fatto bene o meno bene, o addirittura c'è un dolo. Detto questo, ha detto il consigliere Capozzella, tutto va bene Madama Marchesa? No, non tutto va bene, perché noi comunque intendiamo a intensificare quelli che sono i controlli, e tanto da aver rinforzato il protocollo con i carabinieri, con i NOE,
E ho dato come indirizzo all'ARPA, visto che è l'obbligo del mio assessorato a farlo ogni anno, quello di aumentare il numero di tecnici affinché facciano i controlli e magari a scapito di qualche amministrativo in meno in ufficio. Quindi più stivali in gomma e meno giacca e cravatta in ufficio. E quindi andando a analizzare tutto e controllare il territorio senza se e senza ma. Quindi andare eventualmente a sanzionare, ma non prima di aver informato le aziende e i cittadini. Anche per questo un'altra indicazione che ho dato all'ingegner Vatta è quella di rinforzare la comunicazione, non tanto in termini di persone quanto di tipo di comunicazione, perché nel 2019 gli strumenti informativi sono diversi da quelli di soltanto qualche anno fa. Più volte sono citato le norme da cambiare, io ritengo che tutto è perfettibile, ma la maggior parte delle nostre norme sono norme nazionali, quindi anche all'Amici 5 Stelle dico facciamo lobbying insieme come stiamo facendo col Ministro Almise per andare a un buon risultato sulla Ferriera di Servola e andiamo magari a farlo anche per altri tipi di legge, posto che il Ministro è del vostro movimento. Detto questo, sullo Spilimberghese il consigliere Conficoni mi ha chiesto dei lumi, ma ha risposto già in maniera esaustiva il dottor Bombè. Posso dire politicamente il nostro interesse è andare a estendere gli studi epidemiologici il più possibile, quindi può avere il mio parere positivo, salvo poi fare tutte le verifiche del caso su come e quando iniziare e quanto serve questo studio, che ovviamente ritengo che serva, come è stato detto. Per quanto riguarda invece le autorizzazioni, che ogni tanto si sente che viene tirata in ballo la parte politica, la maggior parte delle autorizzazioni sono tecniche e ben sapete che se una parte politica interviene nel tecnico, questo si chiama reato e quindi noi non possiamo altro che accettare quelle che sono le soluzioni dei tecnici delle commissioni adesso deputate. Possiamo fare invece laddove i risultati siano comunque positivi, nel senso che, mettiamo l'esempio classico che questo Consiglio ha unanimemente non ha avuto un voto contrario nel fatto di sostenere la riconversione della Ferriera di Servola, lì in quel caso interviene la parte politica e fa lobbying affinché ci sia una riconversione dell'area, posto che noi siamo per lo sviluppo del territorio, ma uno sviluppo sostenibile, tanto che abbiamo aggiunto alle mie deleghe il fatto di poter operare anche in questo settore, quindi sviluppo sì, ma sostenibile. A questo proposito, avendo citato più volte insediamenti industriali che potrebbero ampliarsi o meno, nel appunto senso del sviluppo sostenibile, io faccio un esempio molto banale, che capiscono anche i bambini, ma è esaustivo, che è quello della Fiat 500. Chi come me è professore, un po' di capelli bianchi, che girava da ragazzo con le 500 Fiat, quelle piccole, non le attuali, ma quelle una volta, noi avevo già la portiera controvento, aveva la mia età, quindi avevi anche tu quella portiera lì probabilmente. Le vecchie Fiat 500 che si vedono nei raduni storici sono delle macchine che hanno una piccola cilindrata, 500 appunto, vanno 85 all'ora, sono inquinanti, non sono sicure. Io consiglierei di metterle al museo o di fare raduni storici, ma piuttosto che di girare per la città con una nuova Fiat 500, così facciamo i patrioti, pubblicità alla nostra azienda nazionale, dove la cilindrata è nettamente superiore, più che doppia, la velocità è più che doppia, inquina la metà, consuma di meno e più sicura. Quindi io chiedo a voi su quale di queste automobili fareste girare un vostro familiare e di conseguenza col buon senso del padre di famiglia lo trasferisco anche nell'amministrazione. Poi tutto è perfettibile e ovviamente è anche migliorabile. Grazie. Bene, l'audizione è terminata. Ringrazio il dottor Bomben, l'ingegner Vatta, i collaboratori, i due sindaci e tutti i consiglieri che sono intervenuti e ringrazio anche per la chiusura fatta dall'assessore Scocimarro e do per approvato il verbale numero 30 come avevo anticipato all'inizio della seduta. Grazie e buona giornata a tutti.